Buon pomeriggio e ben trovati Sicilia 24 Focus, edizione 2024. Cominciamo a raccontarvi quest'anno con i nostri approfondimenti tematici e questo approfondimento, il secondo dell'anno, ieri ci siamo occupati di medicina, oggi invece ci permette di occuparci di un addio particolare venato da polemiche, quello al super bonus 110, un fiato sospeso, quello di tutto il settore, degli imprenditori ma anche dei cittadini, soprattutto quelli legati a lavori ancora non ultimati, che speravano fino all'ultimo nella possibilità di una proroga di qualche mese per completare i lavori. Così non è stato, è arrivato invece un decreto che per certi versi si pone come una soluzione soprattutto per un determinato gruppo di persone, per altri invece probabilmente come un'ennesima complicazione. Allora avremo degli ospiti per parlare di questo, ma avremo anche la possibilità per tutti voi di interagire, di mandare le vostre domande al nostro 342 745, scusate ma il numero in questo momento mi sta sfuggendo, lo faremo vedere fra pochissimo. Allora sì, il numero fra poco comparirà per la nostra linea WhatsApp. Saluto gli ospiti, in studio con me, commercialista, e quindi anche lui avrà davvero molto da fare, soprattutto per questa storia degli ISEE che riguardano ovviamente la possibilità di alcuni condomini di usufruire ancora del trattamento 110 o comunque di non dover compensare personalmente. Roberto Cunsolo, buon pomeriggio. In collegamento abbiamo invece Nuccio Di Paola, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars. Buon pomeriggio Di Paola. Buon pomeriggio. E collegato anche l'ingegnere Giovanni Garaffo, che con il super bonus ha avuto molto a che fare, perché rappresenta naturalmente una società di grande peso, di grande importanza nel settore, e ha diciamo dedicato tantissima parte del lavoro degli ultimi anni proprio al super bonus. Buon pomeriggio Giovanni Garaffo, ingegnere appunto. Grazie, buon pomeriggio a voi. Andrei subito su Di Paola, perché vorrei subito un commento politico, Nuccio Di Paola. Tanta attesa sulla possibilità di una proroga, tante speranze che non erano soltanto del settore degli imprenditori, delle imprese, ma dobbiamo dire la verità, era fiato sospeso di tante persone che in questo momento si ritrovano con i cantieri ancora nelle proprie case, nei propri condomini e con tanta paura di doverci mettere dei soldi di tasca. Vorrei un suo commento politico all'indomani di questa decisione appunto governativa. Sì, io credo che con questa decisione ha ammazzato definitivamente la misura del super bonus 110%, ammazzando secondo me definitivamente anche l'economia della nostra terra, della Sicilia, perché come abbiamo sempre detto l'edilizia è uno dei motori portanti dell'economia, soprattutto al sud e quindi già nei prossimi giorni che tantissimi siciliani avevano trovato il super bonus, grazie anche a quelle tante aziende, imprese che con il super bonus avevano avviato, come dire, varie ristrutturazioni su edifici e condomini, oggi si ritroveranno disoccupati, perché di fatto questo è quello che accadrà. E mi dispiace dirlo, anche quello che hanno inserito per quanto riguarda il discorso dell'ISEE vale a ben poco, perché non riesco a capire chi è già in difficoltà economica come fa a poter anticipare somme per andare a fare lavori di ristrutturazione per poi eventualmente riceverli successivamente. Quindi per me hanno definitivamente ammazzato la misura del super bonus 110%, e mi dispiace dirlo col silenzio del governo regionale, perché ad oggi né il presidente Schifani, nemmeno questo governo regionale di centrodestra, che secondo me dovrebbe fare gli interessi dei siciliani e non gli interessi di partito, hanno detto nulla o hanno difeso questa manovra. Purtroppo, dopo la mazzata del reddito di cittadinanza, oggi alla Sicilia viene a mancare anche una misura importantissima come quella del super bonus, che darà un ulteriore aggravio, sarà un ulteriore aggravio per l'economia siciliana, e lo vedremo già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché verranno a mancare due misure
importantissime. Noi tra l'altro come Movimento 5 Stelle avevamo spinto e stiamo ancora spingendo per cercare di risolvere tutta la problematica dei crediti incagliati, perché ad oggi ci sono tantissimi crediti incagliati, ci sono tantissime aziende che sono in difficoltà con i crediti incagliati. Avevamo chiesto alla Regione di mettere dei fondi per far sì che la Regione stessa, attraverso le sue partecipate, potesse acquisire i crediti di tutte queste aziende che sono rimaste con i crediti incagliati. Ricordo Di Paola, questa cosa la ricordo, però... Purtroppo ad oggi il governo regionale non ci ha dato nessuna risposta al riguardo. Noi avevamo pure indicato un possibile ente che poteva fare da cuscinetto per tutti questi crediti incagliati, che era l'IRFIS, che è una sorta di banca della regione siciliana, però ad oggi il governo regionale è rimasto silente, nonostante noi avevamo dalla nostra parte, perché avevamo fatto delle audizioni assieme anche alle categorie interessate, mi riferisco all'ANCE piuttosto che altre categorie che in questo momento sono interessate e allo sblocco dei crediti incagliati ed erano interessate anche al proseguo di questa misura, ovviamente con i correttivi che dovevano essere fatti o che potevano servire a migliorare questa misura, ma ammazzarla così definitivamente io credo che sarà un duro colpo per la nostra economia, e mi dispiace che il Presidente Schifani e il governo regionale non dica nulla, probabilmente perché nel frattempo stanno facendo gli accordi per quanto riguarda la legge sulle province, quindi da un lato fanno accordi sulla legge delle province, dall'altra parte affossano la nostra economia. Allora Di Paola, però a onor del vero, durante queste trattative e tutte queste notizie che arrivavano ovviamente dalla parte governativa, è sembrato a onor del vero che una parte della maggioranza, dunque Forza Italia, spingesse soprattutto per il discorso della proroga. Insomma, c'è stata una fetta della maggioranza che ha cercato ovviamente di perorare la causa, e probabilmente questa invece soluzione è arrivata il 28 di dicembre, peraltro insomma data in cui tutti i tecnici, tutti gli uffici, tutti gli studi erano un attimo lì appesi a correre su qualcosa che non sapevano se realmente sarebbe stato definitiva. Insomma, è stata anche quella una data davvero particolare. Ecco, questo diciamo, ciò che è arrivato da questo decreto forse ha spiazzato tutti. Cioè, non ci si aspettava forse questa soluzione? Dico, a me dispiace dirlo, non devo essere io ovviamente a dire questo, ma dico, è sotto gli occhi di tutti, penso degli italiani e dei siciliani, che Forza Italia dopo la morte di Berlusconi non esiste più. Cioè, non è un partito che ha un peso politico nel panorama nazionale. Quindi insomma, nonostante tutto, la dimostrazione, lei sostiene che non c'è stato un reale peso, ecco, in questa cosa. Va bene, Di Paola, allora capitolo chiuso, possiamo dire così, ci rivedremo per altre considerazioni. La mia con lei era ovviamente una necessità di avere un confronto con chi ha voluto in questo Paese certamente la nascita del Superbonus, e dunque con il Movimento 5 Stelle. La ringrazio. Ringrazio a voi, grazie. Allora, non ci si aspettava questa misura, e non se lo aspettavano, o in qualche modo probabilmente lo temeva, anche tutto il settore che ha ruotato attorno al Superbonus. Vado per l'appunto dall'ingegnere Garafo. Ingegnere, allora, è stato sicuramente anche per voi che avete lavorato tanto in questi anni, è stato un percorso a ostacoli pazzesco, con cambiamenti continui, con modifiche continue, con preoccupazioni continue, fino al 28 dicembre. Come giudica ciò che poi è stato deciso? Ma in vero, tutto sommato, il pronunciamento ultimo del legislatore non ci ha sorpreso, in quanto è piuttosto coerente con la linea che ha tenuto negli ultimi mesi, ovvero quella di osteggiare in ogni forma lo strumento del Superbonus, che è stato individuato come un messaggio da contrastare in ogni modo, una bandiera da ardere sulla pubblica piazza. Quindi di fatto fino all'ultimo momento nessuna concessione è stata data nell'ordine oggettivo delle cose, e si è mantenuta una linea assolutamente rigida di contrasto di questo fenomeno, senza in realtà prestare grande attenzione a quelle che saranno le ricadute sul territorio, sul fronte delle imprese, sul fronte dei beneficiari,
e le ricadute sociali in generale di questa ostinazione a contrastare la manovra senza nessuna attenzione a misure che potessero cautelare l'impatto di una di fatto improvvisa interruzione di questo strumento, che in una prima fase è stato ampliato, sono state allargate un po' le maglie, è stata data la possibilità di andare oltre quello spirito iniziale della norma, che era quello di gestire un'emergenza, motivazione iniziale che in realtà aveva anche centrato i suoi obiettivi. Dopodiché il dilagare della manovra in un primo momento senza freni ha comportato improvvisamente un cambio di tendenza del legislatore, che ha iniziato in modo piuttosto frenetico a distribuire una serie di piccole normettine una dietro l'altra, tese a fare un po' lo sgambetto in un primo momento a chi si occupa di fare riqualificazione edilizia degli immobili, tese ad arginare il fenomeno fino a quando nel febbraio scorso la cessazione dello sconto in fattura, della possibilità di cedere i crediti, ha determinato degli impedimenti gravi per tutti gli operatori del settore. È un po' come se si volesse manifestare passo dopo passo una volontà punitiva di tutti quelli che ancora insistevano ad usare questo strumento. Ecco, però mi scusi ingegnere, a questo punto questa punizione si ribalta indubbiamente nei confronti della gente, no? Perché entriamo un attimo nello specifico. Quanti sono i cantieri non ultimati? Immagino tantissimi. Quanti sono i condomini che non hanno ancora sallizzato, usiamo questo verbo così, ovviamente al 100%, ma solo al 60%. Quante sono le persone che metteranno soldi di tasca? Quanti saranno i contenziosi che si apriranno su questo fronte? Cioè, alla fine, tanto si ribalta sulle persone, no? Mi riesce a dare un'idea anche numerica? Sì. Assolutamente sì, diciamo che chi ha provveduto per tempo a interpretare quella che era l'intenzione intima e concreta del governo di arginare in ogni modo ha aperto i cantieri entro una data in cui confidava di poterli chiudere, e questo con uno spirito di buoni proponimenti. Ma anche in questi casi purtroppo gli interventi governativi diretti o semplicemente di immagine, di ritorno sul messaggio che i quotidiani offrono, che gli organi di stampa propongono come di demonizzazione di questo strumento, ha avuto anche degli altri effetti collaterali, come quello soprattutto di impedire di fatto le possibilità di cedere i crediti fiscali anche a quella parte di imprenditori e di beneficiari dei crediti che avevano saggiamente interpretato la manovra. Quindi chi si è mosso per tempo ha chiuso i cantieri e di fatto ha portato a compimento la propria missione senza disagi, ma non è purtroppo la stragrande maggioranza. Le posso chiedere che percentuale, mi scusi ingegnere, le posso chiedere che percentuale di chiusure complessive, quindi al 100%, nel suo caso, ecco, facciamo un po' un esempio su quello che poi è un general contract molto grande, no? Quindi tanti condomini sicuramente attivi. Che percentuale ha chiuso, che percentuale è rimasta al 60%? Allora, come lo dicevo, chi ha saputo interpretare bene la norma e non ha fatto passi avventati, come nel nostro caso, io posso confermare che abbiamo chiuso la quasi totalità dei nostri cantieri. Resterà una minima parte di interventi da portare a compimento, ma ci saranno gli strumenti e le condizioni per esaurirli senza portare disagi al committente, al beneficiario al beneficiario delle misure agevolative, che è senz'altro il soggetto più esposto. D'altra parte però è di tutta evidenza che andando in giro per la regione si vedono innumerevoli quantità di cantieri che sono rimasti a metà. Esatto. Allora. Ed è su questi proprio che si sarebbe dovuta concentrare l'attenzione del legislatore per trovare degli strumenti risolutivi che di fatto ad oggi non sono stati proposti. Perfetto. Allora, che cosa succede, Roberto Cunzola, a questo punto? Che il legislatore ha deciso che per tutte quelle che sono le opere che si trovano allo Stato al 31 dicembre ancora al 60%, questa misura dal 110 si trasforma in 70. Eccezion fatta per chi? Allora, partiamo da un presupposto. Poco fa chiedevi i numeri, le notizie che arrivano da ANCE, ma
anche da Confartigianato parlano di circa 30.000 edifici in tutta Italia che dovrebbero essere completati. Quindi stiamo parlando di numeri importanti, perché poi a 30.000 edifici può essere un edificio con una sola abitazione, ma possono essere anche grandi condomini, e quindi stiamo parlando di numeri importanti. Io credo che ogni tanto la politica, la soluzione che cerca di risolvere, poi alla fine è peggio del male che si crea, perché tutti ci aspettavamo, è vero quello che dice l'ingegnere, era evidente qual era la direzione che stava prendendo questo governo, però era altrettanto evidente, si sperava, che pur di non danneggiare, diciamo, la popolazione, il cittadino, si faceva una proroga, come se ne sono fatte tante sul milleproroghe, magari di 60-90 giorni. Senza questa situazione un po' anomala, perché si chiedeva chi allora praticamente continueranno a godere del 110%, della misura del 110%, quei cittadini che hanno un ISEE fino a 15.000 euro. Ma partiamo dal presupposto: cosa succede all'interno di un condominio dove ci saranno soggetti che hanno un ISEE al di sotto dei 15.000 euro e soggetti che invece sono sopra i 15.000 euro. Quindi ci sarà da parte degli amministratori di condominio, sulla ripartizione dei crediti d'imposta, a sua volta secondo le tabelle millesimali, di andare a ricalcolare tutto, ma a questo punto il condominio sui pagamenti che farà alle imprese, cosa succederà? Quindi secondo me era la cosa più semplice e più logica, se si doveva, il ministro Giorgetti, mio collega, oltretutto l'ha detto più volte, il danno alle finanze pubbliche che ha creato il 110%, però probabilmente questo decreto è un decreto che scontenta tutti e probabilmente favorisce una parte veramente poco numerosa di cittadini che stavano facendo i lavori di ristrutturazione. Ingegnere, torniamo spesso sulla frase che ha appena pronunciato il dottore Cunsolo, e che poi è stato il fil rouge, no, del ministro Giorgetti, il filo conduttore, il danno che ha creato all'economia, il 110. Lei se la sente di condividere questa affermazione? Assolutamente no, secondo me lo strumento del superbonus è stato, per come inizialmente concepito, uno strumento virtuoso che ha portato risorse dove servivano, ha portato risorse sui territori, ha portato risorse a soggetti beneficiari che nella gran parte dei nostri interventi non avrebbero mai avuto la possibilità, con risorse proprie, di riqualificare il proprio immobile, ha portato benefici nei risparmi energetici, nella bolletta di tutte queste persone, ha portato ricadute occupazionali estremamente ingenti. Faccio il caso di Gela, una città di 60.000 abitanti, poco meno, che ha individuato un bacino di forza lavoro che ruota attorno al superbonus di circa 1.000 unità. Direttamente legate al nostro operato, più quella dei nostri competitor che pure sono stati attivi su questo fronte. Uno strumento come il superbonus, innestato in una realtà fortemente depressa come quelle tante volte accade in quelle meridionali, specialmente in realtà che hanno dato, si sono sacrificate, hanno visto il loro territorio deturpato dagli impianti, dalle raffinerie che adesso non funzionano più, hanno grande bisogno di trovare impiego, risorse e lavoro. Senz'altro lo strumento del superbonus ha avuto ricadute estremamente positive. Certo è che se guardiamo solo i costi è chiaro che se ne può parlare solo male del superbonus. Se guardiamo invece a tutte le tasse del lavoro emerso, del nero che c'era prima e che non c'è più, che sono state versate dalle imprese che hanno fatto margini, dagli operai che hanno pagato i contributi, dai professionisti che hanno partecipato a tutte le fasi di progettazione e asseverazione, senz'altro, come autorevoli studi hanno avuto modo più volte di dimostrare, lo strumento del superbonus a fronte di una spesa 1 probabilmente genera per lo Stato ritorni più importanti di 1, soprattutto se abbiamo finito se evitiamo la miopia di guardare la settimana prossima, guardiamo un programma di lunga durata, questo senz'altro nell'effetto complessivo porta dei benefici. Chiaro che se io guardo solo i costi del ponte sullo stretto dirò sempre che non va bene.
devo guardare anche i benefici che mi porta. Ingegnere, scusi, e piuttosto che delle opere... Sì, scusi, è chiaro, no, il concetto, mi perdoni se la interrompo, abbiamo anche i tempi da rispettare. Le chiedo un'altra cosa e poi la lascio. Ma se si fosse intervenuti, considerando che chiaramente i SAL, no? Lo stato di avanzamento lavori doveva essere al 30, al 60 e al 100, ma se si fosse invece accettata l'idea di una SAL invece straordinario, no? Che poteva comportare in realtà reale testimonianza dell'avanzamento, non so, all'85 piuttosto che al 90, sarebbe stato meglio, avrebbe aiutato un po' di più? Assolutamente sì, questa sarebbe stata comunque un'idea che avrebbe aiutato a cristallizzare effettivamente la quantità di lavori e il livello di spesa sostenuto entro il 31/12/2023, sarebbe stato d'aiuto anche per evitare contenziosi e polemiche su dove era arrivato il cantiere e dove non era arrivato, quindi la possibilità di un SAL straordinario, chiamiamolo così, avrebbe senz'altro contribuito a salvare gran parte dei lavori che effettivamente erano stati fatti entro i termini di validità della norma, cristallizzare un SAL che chiariva esattamente ciò che era stato già fatto, che poteva beneficiare della misura e lasciare fuori magari una parte residua. Questo senz'altro avrebbe aiutato. Senta, è finito totalmente il 110, ma secondo lei si lavorerà ancora molto con ciò che resta, ovviamente, delle altre iniziative sui bonus? Ma io direi due cose. Lei scrive super bonus 110 addio, in realtà siamo solo all'inizio di tutto quello che succederà a livello di contenziosi tra beneficiari e imprese in gravi difficoltà, perché tutta questa fase delle criticità ancora in realtà deve emergere, quindi ci sarà una lunga scia e probabilmente i danni sociali che comporta questo brusco arresto di questo grandissimo treno in corsa, come se gli avessimo levato i binari davanti o avessimo minato un ponte, causerà disastri che sono molto più grandi della spesa che era necessaria in realtà per gestire questa cosa in modo più equilibrato e senza interruzioni improvvise. Grazie ingegnere, è vero. Sì, domanda, vada velocemente, la prego, che dobbiamo chiudere. Aggiungerei che in realtà il tema della riqualificazione energetica degli edifici è un tema dominante, non è possibile derogarlo, ci sono delle normative europee stringenti e farebbe tanto bene all'Italia avere edifici che consumano di meno e che generano energia anziché andarci a comprare il gas in Russia, in Algeria o altrove. L'indipendenza energetica di questo Paese sarebbe raggiungibile con un adeguato utilizzo degli strumenti di agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici. La ringrazio, grazie davvero, le auguro buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, ci fermiamo per una pausa. In ultima analisi tratteremo un po' proprio l'argomento pratico anche della questione con il dottore Cunsolo. Ci fermiamo un minuto e torniamo. Siamo tornati in diretta, il focus dedicato all'addio al super bonus e come diceva ovviamente l'ingegnere Garaffo è un addio per modo di dire, perché si sentirà ancora parlare di quelli che saranno i contenziosi che certamente arriveranno. Perché, dottore Cunsolo? Quando vengono stipulati, ne parlavamo insomma un po', no? fuori diretta, quando sono stati stipulati dei contratti, soprattutto in seno ai condomini, il condomino ha detto beh sì, ce la possiamo fare, è una cosa che non ci impegna economicamente, adesso invece si ritrovano queste persone nelle condizioni di temere l'esborso, anche perché, mi faccia capire lei, questi limiti, questi tetti ISEE sono ridicoli? Sono troppo bassi, cioè 15.000 euro, stiamo parlando di un importo veramente basso come ISEE, andiamo a guardare sulle modalità di come si calcola l'ISEE, e quindi andiamo a vedere sulla giacenza media sui conti correnti, andiamo a vedere se ho delle assicurazioni sulla vita piuttosto che dei soldi messi da parte, se ho magari degli immobili che ho acquistato e magari rientrano nel mio patrimonio, quindi 15.000 euro sono una cifra veramente bassa di valori ISEE. Il discorso che io poco fa dicevamo fuori onda, questo è un paese dove purtroppo non c'è il rispetto delle regole, però che lo facciano i cittadini, fra virgolette dico che un po' rientra nella
nella logica, ma che lo faccia lo Stato è qualcosa che non può funzionare, soprattutto in un paese che fa delle proroghe il suo pane quotidiano. Siamo forse uno dei pochi paesi al mondo che fa 2 decreti 1000 proroghe l'anno, no? Sì, ma su questo argomento ci sono state diverse proroghe proprio per le villette, esatto, che si presuppone esatto, siano, diciamo, no, un bene un attimo di persone che hanno un ISEE un po' più alto, e niente su questa situazione e quindi dei condomini. Possibilmente io, quando ero in un condominio da utente, ho deliberato a favore di un determinato lavoro perché avevo delle garanzie di legge che mi dicevano che avevo da un esborso di X o 0 o X più Y, e quindi ognuno ragiona col proprio portafoglio, con la propria capacità contributiva, certo, certo. Magari se sapevo che c'era da fare questo avrei deliberato no a questa situazione. Ora, che le regole cambiano durante un percorso è qualcosa che è insostenibile. Ecco perché dico, era più logico dare una proroga con le regole attuali. Io non sono nemmeno d'accordo quel 60, 70, 80, è vero che si attenuava, però secondo me è più giusto, perché poi incomincia, e se io arrivo al 59 o piuttosto che al 69 per l'1% non mi tocca. Allora io credo che era molto più giusto dire facciamo una proroga di questa misura per cui non siamo d'accordo, così com'è, per 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, dopodiché sappiate che si tira una linea, è finita. Ecco, ma qui potrebbero emergere i contenziosi in relazione alla richiesta di responsabilità nei confronti delle imprese? Delle imprese, perché se io avevo nel contratto una consegna lavori che non è stata rispettata. Consideriamo che in tutti i contratti fatti dalle aziende molte volte c'è scritto causa forza maggiore. Bene, il conflitto in Ucraina, piuttosto che il conflitto oggi palestinese con Israele, sono cause di forza maggiore magari per determinate materie prime che arrivano da quei luoghi, perché ricordiamoci quello che è successo col Covid con i microprocessori. Certo, certo. Per comprare una vettura si aspettavano 8 mesi. Però potrebbe non esserci scritto per causa di forza maggiore, ecco, nei contratti. Però cosa succede? Potrebbe non esserci. Potrebbe non esserci scritto, ma quella è una causa di forza maggiore? Cioè saranno contenziosi infiniti. Ed è per questo che dal punto di vista legale si deve ancora aprire un fronte tutto nuovo. Secondo me è tutta un addivenire, con le prime sentenze che poi ci saranno, che potranno essere o a favore delle imprese o a favore del cittadino, con le difficoltà in cui andranno le imprese, magari perché hanno fatto già degli ordinativi di materiali i cui loro fornitori hanno voluto magari un anticipo e che oggi crolla un po' il contratto, no? Ecco, da Gela sentivamo risultati piuttosto edificanti, cioè con lavori quasi del tutto ultimati, pochi casi. Su Catania ci sentiamo di dire che è così, a me non sembrerebbe. Io camminando per Catania con la macchina vedo che ci sono ancora tanti cantieri aperti, ecco, dove c'è scritto molte volte col bonus su 110%. Allora, torniamo brevemente e poi dobbiamo salutarci alla questione dell'ISEE. Dunque, come funziona in un nucleo familiare? Cioè, diciamo, la presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE va fatta per i singoli componenti e poi si divide per le persone. Va fatto per il nucleo familiare. Ecco, quindi lo spieghiamo ai nostri telespettatori. Certo. Siamo una famiglia di 4 persone, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere il reddito delle 4 persone. Quindi rivolgerci intanto a un CAF. A un CAF, questo è importante. Esatto, perché la certificazione la farà il CAF o un professionista che è abilitato a fare ciò. E dobbiamo produrre una serie di documenti partendo dallo stato di famiglia, quindi dei componenti del nucleo familiare, partendo dal presupposto dell'aggiacenza media del conto corrente che si è avuta. Diciamo che in questo senso gli istituti di credito forniscono subito, ma lo più forniscono o meno subito, considerate che solitamente, per esempio sugli estratti conti al 31 online. di dicembre, sulla modulistica, cioè sull'estratto conto cartaceo o su quello che possiamo scaricare online, solitamente già c'è. Anche l'accesso online al sito della banca sul nostro conto corrente c'è proprio uno spazio ci permette di avere l'ISEE. Quindi, perché i CAF vorranno queste informazioni. Certo, quindi una volta acquisito il diritto. Però credo che i cittadini siano
abituati in questo, consideriamo anche che facciamo l'ISEE per l'esenzione del ticket piuttosto che per i figli all'università, quindi anche se quella è un ISEU. Particolare, ne sappiamo qualcosa. Allora, una volta acquisito quel diritto si potrà continuare a beneficiare, diciamo, del 110, diversamente andrà a compensare, 70. Esatto, se andrà al 70 bisognerà compensare con risorse risorse personali. Questo significa che apriremo un'altra puntata, forse 2, forse 3, laddove la parte legale avrà, come dire, preso... La parte preponderante. Sarà la parte preponderante. Per il momento i commercialisti continuano ad avere tanto da lavorare sull'argomento. Grazie Roberto Cunzolo, gentilissimo come sempre, grazie a tutti voi telespettatori. Prossimo appuntamento con il Focus domani alle 14:30.